Benvenuti ad Overdrive, un viaggio. Un viaggio a bordo di una nuova automobile con cui affronteremo un percorso, un itinerario turistico alla ricerca di paesaggi, sapori, tradizioni e curiosità intorno alla nostra bella isola. Oggi vi presentiamo un'auto lussuosa, un'auto di prestigio, come il marchio che la propone. Buongiorno, ci troviamo qua all'Olby Car. Presentiamo la nuova auto dell'Audi, la A5 Cabrio. Siamo qui con Carlo. Carlo, buongiorno. Buongiorno. Come mai proprio questa scelta, questa macchina per questa presentazione? Perché la A5 Cabrio secondo noi risulta essere il modello che più rispecchia l'evento della Louis Vuitton Cup, perché proprio come questo evento risulta essere un connubio perfetto tra sportività ed eleganza, con un denominatore comune che è il vento. Prima di partire per il nostro viaggio e scoprire, oltre ai paesaggi, le realtà artigianali che incontreremo man mano, ci informiamo sul territorio che andremo a scoprire, che fa parte della provincia Olbia Tempio. I nostri ospiti è la Confartigianato della provincia di Olbia Tempio. Noi abbiamo Federico Fadda che ne rappresenta quello che è proprio la struttura tecnica operativa. Come mai la scelta in abbinamento ad Overdrive? La nostra associazione si rivolge tradizionalmente alle imprese, i nostri iscritti sanno che cos'è la Confartigianato, ma Overdrive ci piaceva come idea di andare oltre il viaggio, alla conoscenza del territorio insieme alle imprese, perché le nostre imprese sono all'interno di questo territorio, per cui ci pareva molto opportuno che le imprese di questo territorio andassero insieme a Overdrive a scoprire il territorio e a far conoscere quelle che sono le realtà economiche di questa provincia. E allora andiamo a bordo della nostra auto decapotabile a conoscerle queste aziende, queste realtà così importanti per il futuro economico della nostra isola. Nel mentre però approfitteremo dell'occasione per provare l'ebbrezza di viaggiare a bordo di un'auto esclusiva. Prezzo 155.000 euro di comfort ed eleganza. Non certo un'auto per tutti i giorni che il nostro Jerry, pilota professionista, testerà su strada. La strada verso una delle coste più belle del mondo. Agenzia di viaggi, Viaggi di Lita propone speciale ponte 25 aprile alla Maddalena, 3 giorni 2 notti, 139 euro. Speciale Pasqua alla Maddalena, 3 giorni 2 notti a 159 euro. Se vuoi saperne di più, contatta il nostro sito. Agenzia di viaggi, Viaggi di Lita, alla Maddalena, Largo Matteotti 9. Salve, buongiorno, ci troviamo in Cerassalda ad Olbia per scoprire quali sono i pregi di questi nuovi prodotti che caratterizzano la produzione di ceramica in Sardegna e nel mondo. Ora andremo a vedere insieme al direttore della produzione quello che è la fase produttiva del prodotto Sardegna. La nostra azienda, anche grazie al nuovo stabilimento, ha potuto dotarsi di strutture abbastanza spaziose per poter ricevere quelli che sono i flussi turistici che aumentano sempre provenendo dalle famose località intorno alla nostra sede, ma anche da altre parti della Sardegna. Ci troviamo all'interno proprio della fase produttiva qui in Cerassalda. Direttore, ci parli degli aspetti produttivi e della fase produttiva qui in Cerassalda? La fase produttiva in questo stabilimento si lavora sul rivestimento e produciamo su piastrelle biscottate già cotte e soprattutto di 99% di rivestimento. Il biscotto viene prelevato da una pinza meccanica, messo sulla linea di smalteria, in poche parole viene colorata la piastrella con degli smalti.
arrivati a Palau, prima destinazione dell'imbarco per poi raggiungere il Parco della Maddalena. Vedremo di scoprire al meglio le meraviglie del parco insieme alla nostra nuova Audi A5. Lo scopo di Overdrive è la voglia, il desiderio di andare oltre il viaggio. Un nuovo modo per fare turismo, un modo diverso per conoscere ed apprezzare gli itinerari turistici della nostra isola. Ogni puntata vi faremo scoprire una nuova automobile appena uscita sul mercato, testandola su strada e scoprendo così in prima persona pregi e difetti. Intraprenderemo così un piccolo viaggio ogni volta diverso, scoprendo luoghi e paesaggi. Ma a noi piace andare oltre il viaggio ed è per questo che nel nostro percorso turistico ci fermeremo di tanto in tanto in musei, maneggi, aziende, locali e ristoranti per provare in prima persona quali sono le offerte e le novità del mercato turistico e così darvi qualche suggerimento per le vostre gite fuori porta. Destinazione dunque la Maddalena. The one that never comes. The one that never comes. Ed eccoci arrivati alla Maddalena. Ora andremo a scoprirla e verificare tutte le sue bellezze territoriali. Siamo ospiti qui dell'ente parco con un suo referente che ora andremo a presentarvi. Scesi dal traghetto e ci apprestiamo a scoprire queste bellezze. Questo è il porticciolo turistico della Maddalena. Il porto turistico della Maddalena si chiama Porto di Calagavetta, che poi è un po' il fulcro della città, il luogo dove è nata la Maddalena, insomma si sviluppa intorno a questo porto essenzialmente. Devi sapere che inizialmente qui vivevano dei pescatori che venivano da Ponza, dalla Toscana, dalla Liguria, da Genova, eccetera, e venivano qui per la stagione e si dedicavano alla pesca del corallo, mentre il nucleo originario viveva più nella parte alta della città da buoni sardi, anche se poi erano corsi, perché tu sai che la Maddalena è, come dire, un ponte diretto con la Corsica. I nostri antenati sono proprio pastori corsi. Questo sole ci permette di vedere proprio a cielo aperto quello che è la Maddalena. Passeremo per la panoramica, andremo in un posto bellissimo che è Punta Tegge, che si affaccia su Palau e poi a Maestrale sulle isole. Anche quelle sicuramente un prolungamento di quello che è l'isola di La Maddalena, che sicuramente deve moltissimo anche alla bellezza delle sue isole. E in effetti la nostra Manuela ci porta in un punto meraviglioso, appena fuori la Maddalena, in cui ci fermiamo a godere di un panorama mozzafiato. Niente da invidiare a qualsiasi isola maldiviana. Ma proviamo ad andare oltre il viaggio. Ci facciamo accompagnare alla vicina e rinomata Cava Francese, un luogo che si può ancora visitare e che è stato nel passato una risorsa economica fondamentale per la Maddalena, che è famosa anche per questo. Lì decine di operai e scalpellini ricavavano blocchi di granito che poi sono andati a produrre grandiosi monumenti in tutto il mondo, perché era un granito molto duro e di un colore particolare. Lo sapevate? C'è addirittura un museo che espone gli attrezzi del tempo e riproduce quei luoghi di lavoro così com'erano, e non solo. Beh, ma è troppo interessante. Chiediamo a Manuela se ci accompagna alla vicina isola di Caprera, dove è situato il museo. Ci basta fare qualche chilometro fra spiagge e calette bellissime e attraversare un piccolo ponte che separa le due isole ed arriviamo in 10 minuti a Caprera. E qui scopriamo che, oltre ai musei e qualche gatto decisamente curioso, esiste un centro ricerche per delfini. Beh, questo mi mancava.
Quindi Emanuela, ora dove siamo? Allora, qui siamo al Museo del Mare e delle Tradizioni Marinaresche, che è uno dei musei che costituisce il centro di educazione ambientale del parco. È una delle perle del nostro centro di educazione ambientale, proprio perché raccoglie tutta quella che è la storia, le tradizioni marinaresche di questo territorio. Emanuela, dove ci porti? Adesso vi porto a degustare un piatto tipico maddalenino, perciò ci avviamo in paese. Benissimo, andiamo. Oh, bravissima Manuela, non potevi fare scelta migliore. Vogliamo andare oltre il viaggio, sì, ma a pancia piena. Grazie al nostro conduttore Jerry, che è un pilota professionista, arriveremo velocemente in paese dove... No, Jerry, un po' più piano però. Piano... Jerry! Ah, ecco, meno male. Dicevo, Jerry ci condurrà piano piano nel paese della Maddalena, dove finalmente pranzeremo e sarà un'occasione per andare veramente oltre il viaggio insieme alle autorità. Spaghetti allo scoglio, grazie. Riattraversato il porto, scopriamo dalla nostra decapotabile la zona vecchia della Maddalena, che, inutile dirlo, è caratteristica e affascinante con i suoi vicoletti e le strade in pietra. Decine di locandine attaccate ad ogni porta e negozio ci ricordano che questa è la città natale di Valerio Scanu, giovane cantante vincitore di Sanremo. La nostra lussuosa ed esclusiva automobile merita un parcheggio degno della sua stazza e così parcheggiamo proprio al centro della tranquilla Piazza Garibaldi, sede del municipio. Megalomani, eh? Ed eccoci arrivati nella piazza principale della Maddalena, dove andremo a prendere un drink con le autorità, dove discuteremo di turismo, di economia e di finanze. Entriamo dentro. Ci raggiunge Stefania che ci porta il piatto. Ha un profumo delizioso, bisogna solamente assaggiarlo. Tenerissimo, è stato cucinato veramente bene e da gustare con un ottimo vermentino di gallina. È ormai buio, ma il nostro viaggio non è ancora finito. Meno male che una delle tradizioni sarde impone il mirto dopo cena, dopo tutto quel ben di Dio. Ed eccoci qui a riepilogare quello che è stato l'andamento della macchina per le sue aspettative tecniche quanto motoristiche. È una macchina che essenzialmente è una macchina ai vertici, al top della sua categoria, ma anche ci permette, una volta aperta la capote, di gustarci quelli che sono gli aspetti della natura circostante con una guida, come è stato oggi, un po' al sol di vento. E proprio appena la nostra giornata era terminata è cominciato a piovere, come a volerci lasciare per forza nel cuore la tipica malinconia che pioggia e vento imprimono ancor di più nelle partenze. Fortunatamente evoluzione e modernità, che contraddistinguono anche l'hotel Villa del Parco, non hanno fatto venir meno la tradizionale e tanto apprezzata ospitalità dei sardi, e così gentili ci chiedono di rimanere per la notte. E come non accettare? Scherzi a parte, anche questo hotel rappresenta la forza motrice della Maddalena attuale, la Maddalena turistica del futuro. Organizzazione meticolosa, cura dei particolari, comfort, ma senza mai far venir meno quegli aspetti della tradizione sempre presenti anche qui, che ci contraddistinguono e ci hanno resi popolari nel mondo. E grazie alla televisione, visibile in tutto il mondo grazie al satellite, e grazie alla lungimiranza di questi politici ed imprenditori, tutto questo potrà essere visto ed apprezzato negli altri paesi, che ora penseranno alla Sardegna con qualche motivo in più per trascorrervi le prossime vacanze.
E noi domattina staremo già pensando e programmando la prossima tappa, il prossimo itinerario da scoprire, il prossimo viaggio. A presto dunque.